tutto pronto per dare inizio alla prossima gara di oggi. È una gara mista e per il percorso base di questa 135 valida per i 7 anni ASVI con Tunai Gavino Peppi. Quattro le penalità, 81 secondi e 42 il risultato del primo giro di Gavino Peppi, affrontato il primo giro invece adesso da Antonio Meloni. Daphne Lady da Sunday the Riverland, una figlia di Lucky Boy, una femmina italiano. Luigi Ferrarese il proprietario e l'allenatore. L'eliminazione di Antonio Meloni e Daphne Lady. Sofia Zara al via con Rebel Van Entert. Due gli errori nel percorso base di Sofia Zara, 78 secondi e 74. E adesso sarà Luigi Angios con Breaker da Renzo DDL e Fronteras Versailles per Under the Age. Torniamo all'interno del circuito ASVI con questo maschio sella italiano di Maria Luisa Perez.
Sono 3 gli errori commessi, 79 secondi e 24, 12 di Luigi Angius. Da Eraslam, da Grand Slam VDL, Elema del Sinis per Aorn. Francesco Iriu monta questa stella italiano di proprietà e allevata da Giovanni Moroni. Le penalità, 76 secondi e 61. Il sesto percorso sarà quello di Divaxar e Alessandro Luzzu per il primo giro. Divaxar, maschio selezionato, Divaxar, sì, che è una figlia di diamantissimi. E lui il proprietario e l'allevatore. Le penalità di Alessandro Luzzu e Divaxar, 82 secondi e 84. È un maschio sella italiano da Comilfo, è una figlia di Lincomel, il prossimo cavallo Damasco Sardo, in proprietà e allevato da Gianpietro Aresi che lo monta. Sono 8 le penalità per Gianpietro Aresi e Damasco Sardo, 77 secondi e 98 il tempo. Per l'esercito italiano in campo c'è Alberto Dattis da Glasgow. Da Glasgow viva il Meral's Nest e Lepida Limba per 100. Di Vitale Datti anche l'allevatore.
il complessivo 80 secondi e 13. Giovanni Carboni monta d'Arezzo, un maschio stella italiano d'Arezzo VDL Cruisella. Giovanni Carboni che lo monta il proprietario, allevato da Ottavio Figus. Qualificato al barrage Giovanni Carboni, 0 per lui. Il barrage è ancora eventuale, però andiamo a vedere il risultato dei prossimi due concorrenti. Ora c'è Angela Lanzetta in sella Dubai. Sono 3 gli errori, 84 secondi e 17, Angela Lanzetta e Dubai. L'ultimo concorrente in campo e l'ultima opportunità di barrage nelle mani di Gavino Peppi, Daphne Baia, da Xarsite Sorellina, una femmina anglo-arabo. Fabio Martis il proprietario. Un unico 0 per ora, quello di Giovanni Carboni.
Sono 14 le penalità totali, 92 secondi e 54 per Gavino Peppi e Daphne Baia, e quindi si conclude così la 135 perché vince Giovanni Carboni con d'Arezzo, unico percorso netto. Al secondo posto Gavino Peppi con Dunai, 4 penalità per lui, 81 secondi e 42. Gianpietro Aresi è terzo con Damasco Sardo. La quarta posizione di Francesco Iriu è Daira Slan.